questi anni stiamo facendo moltissime iniziative anche grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, la programmazione 2021-2027, con risorse in aumento. Abbiamo oltre 280 milioni di euro a disposizione per questi anni, quindi facciamo interventi che mirano a accompagnare in misura maggiore e con interventi ancora più personalizzati le persone svantaggiate, persone disabili o persone comunque che hanno delle difficoltà per l'inserimento lavorativo nelle imprese. Gli interventi sono molto ampi, vanno interventi di orientamento, interventi di formazione, ma c'è anche un obiettivo di aiutare anche le persone che non sono consapevoli o che non sono attive nella ricerca di un lavoro, per cercare appunto di individuarle, di accoglierle con i nostri servizi. Poi c'è un'iniziativa molto importante che la Giunta regionale ha attivato recentemente, che è il bonus per le politiche attive, quindi per le persone che intraprendono un percorso di politiche attive della Regione Veneto. C'è un bonus a disposizione che serve quindi ad accompagnarle, a dare delle risorse anche solo per esempio per la mobilità, per il trasporto, e questo bonus varia secondo poi se la persona ha un carico di cura oppure se è una donna è un po' più alto, e quindi uno strumento che accompagna e che mira a spingere ancora di più l'inserimento di queste persone nel nostro mercato del lavoro, che peraltro ha bisogno anche di avere nuove persone da inserire.